Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. La minaccia delle agromafie all'Expo in corso a Siracusa, il sottosegretario Del Mastro, quella del CSM e la madre delle riforme. Palermo, un 21enne accoltellato alla Vucciria e in gravi condizioni. È stato un weekend nero per la Movida, risse, botte, 2 locali chiusi. La procura di Enna apre un'inchiesta sulla carenza d'acqua. Trapani a secco per un guasto alla condotta. Il ciclo mestruale da tabù a protagonista di una rivoluzione culturale. Il convitto Cutelli a Catania introduce il congedo di 2 giorni per le studentesse. Catania, pedonalizzazione al Castello Ursino, la rivincita del sindaco. La serata musicale Boomer, con 4.000 persone in piazza, smorza le polemiche e apre nuovi scenari. Calcio, buone notizie per il Catania. Il giorno dopo la sconfitta rimediata a Giuliano, Better ha lasciato l'ospedale. Trapani fischiato in casa per l'1-1 con la Juve Next Generation. Bentrovati, in apertura andiamo all'Expo Divinazione in corso a Siracusa, la vetrina delle eccellenze che anticipa il G7 Agricoltura. Oggi si è parlato della lotta alle agromafie. In diretta per noi Luca Ciliberti. Si stima che il 10% del PIL della criminalità organizzata deriva proprio dai crimini sull'agroalimentare. Queste sono le parole del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha pronunciato proprio nel corso dell'incontro voluto oggi dal Governo Nazionale, dal Ministro Lollobrigida, proprio qui a Siracusa all'interno di Expo Divinazione 2024, la vetrina delle eccellenze agroalimentari nazionali che anticipa il G7 che comincerà proprio giovedì prossimo. Sono numeri importanti perché riguardano posizioni, prezzi, prodotto, controllo della manodopera, mediazione nella compravendita dei terreni e poi quella che lui ha definito come tra le più insinuose truffe, quella del mercato dei pascoli, la cosiddetta mafia dei pascoli, perché la truffa colpisce proprio l'Unione Europea. Di questo si è discusso insieme al sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ma anche al ministro per la protezione civile Nello Musumeci, a cui a Siracusa. Noi abbiamo intercettato il sottosegretario Del Mastro, che non solo ha parlato di truffe all'agroalimentare, ma ha parlato anche di quelle che sono più vicine alle sue competenze, ovvero il CSM, la riforma della giustizia, ma anche un provvedimento fortemente voluto da tutto il comparto sanitario, che è quello che colpisce i medici aggrediti al pronto soccorso. Sentiamo questo breve intervento. Dalla tutela agroalimentare rispetto alla contraffazione, che è un nuovo campo in cui si sono lanciati per esempio con l'alcol alimentare, alla intermediazione illecita di lavoro, al capolarato, alle più classiche estorsioni, sino alle società fittizie alle quali si impone di vendere per poi vendere a terzi, l'agricoltura è ancora oggi flagellata da una serpe che dobbiamo estinguere, che è quella mafiosa. L'abuso d'ufficio è un reato con una fattispecie così elastica e così a fisarmonica che veniva interpretato a geografia variabile e a geometria variabile a seconda delle sensibilità delle procure d'Italia. Sull'aggressione ai medici c'è questa... Ci sarà un provvedimento ad hoc che certamente faremo, ne abbiamo parlato anche col Ministero della Salute, non è più tollerabile, non è più accettabile, non possono essere in periodi Covid degli angeli e fuori dal Covid dei lebbrosi che possono essere lasciati nelle mani di delinquenti. È sembrato che non è cambiato molto all'interno del CSM, ma più che per la componente laica, per l'altra componente. E evidentemente vi è un intervento di rilevanza costituzionale di questo governo volto ad introdurre l'unico elemento idoneo a scardinare logiche di potere che hanno leso l'onorabilità sociale della magistratura in questi anni, legati al potere correntizio, e quindi la estrazione, il sorteggio. L'Anatoli è un fenomeno diverso dal problema del CSM, è un fatto di natura
personale rispetto al quale evidentemente Anatoly assumerà le sue migliori determinazioni, ma non confondiamo la riforma del CSM con un singolo fatto. Il sottosegretario Dal Mas è intervenuto proprio su questioni che riguardano la giustizia, su questioni invece che riguardano la questione delle agromafie, ma anche sulle assicurazioni che diciamo, riguardano le calamità naturali, quindi sui problemi di cambiamento climatico. È intervenuto il ministro Nello Musumeci, che abbiamo intervenuto prima dell'inizio del dibattito. Allora vi facciamo sentire Musumeci e poi la linea può tornare allo studio. Serve confrontarsi con le diverse istituzioni per sostenere gli agricoltori. Non dimentichiamo il caporalato, non dimentichiamo il controllo dei mercati ortofrutticoli. Gli agricoltori oggi fanno fatica a fare gli imprenditori, perché fare imprese in Sicilia è come camminare a piedi nudi sui vetri rotti. Sull'assicurazione anticalamità, cioè ancora se ne discute moltissimo ancora. Sì, abbiamo appena cominciato a discutere. Sono posizioni un po' diverse. Certo, è il bello della democrazia, ci confrontiamo, ci vorranno ancora mesi e mesi prima di arrivare ad una conclusione. Intanto abbiamo avviato la misura per le imprese, come sapete, escluse quelle agricole. Il decreto di attuazione è già in fase di definizione e nel tempo, gradualmente, come ho sempre detto io, vedremo di poter rivolgere uno sguardo anche alle famiglie e alle abitazioni civili, ma nessuna decisione è stata presa. Io difendo le mie idee, naturalmente poi alla fine il Consiglio dei Ministri nella sua collegialità deciderà quale sarà la soluzione migliore. Bene, lasciamo Siracusa, andiamo a Palermo, dove un 21enne è stato accoltellato alla Vucciria e in gravi condizioni. Ha ricevuto 8 coltellate nel corso di una rissa, movida sempre più selvaggia nel capoluogo siciliano. Marco Gullà. Sguardi di minaccia, la parola di troppo e subito si accende la scintilla che scatena la rissa. Il ring, ancora una volta, è quello della Vucciria a Palermo, ormai ex mercato storico e attuale punto centrale della movida del capoluogo siciliano. A fronteggiarsi 2 gruppi di ragazzi in via Panneri, la stradina che collega piazza Caracciolo a corso Vittorio Emanuele. Non sono ancora chiari i motivi della rissa, ma ad avere la peggio è stato un giovane di 21 anni, arrivato sabato notte al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia con 8 coltellate al torace e all'addome. Una di queste, la più grave, gli ha bucato la membrana che protegge il cuore. Le sue condizioni sono critiche, ma da Villa Sofia ci comunicano che il 21enne non è in pericolo di vita. Sull'accoltellamento stanno indagando i carabinieri che hanno sentito gli amici e acquisito le immagini delle videocamere della zona di via Roma e corso Vittorio Emanuele. Risse come quella che vediamo in queste immagini. La contesa tra 2 gruppi di giovani scoppia in via Brunelleschi, pugni e calci e una ragazza che urla "qualcuno sta male". Scene di una movida balata che sfocia anche nella poca sicurezza che regna in determinate zone della città, dove tutto per questi giovani diventa un pretesto per scatenare risse da Far West, movida che fa rima con violenza e con sangue. Sono 214 i migranti arrivati fra la notte e l'alba dopo il soccorso di 4 imbarcazioni a Lampedusa, dove ieri ci sono stati 5 sbarchi con un totale di 323 persone. Sull'ultima imbarcazione soccorsa dal veliero Astral dell'ONG Open Arms c'era anche una bambina di 10 mesi che viaggiava con i genitori e i fratelli di 3 e 8 anni. La crisi idrica che attanaglia diverse province dell'isola, tra queste Enna. La Procura, per accertare se sussistono situazioni di illegalità, ha aperto una inchiesta. Adelaide Barbagallo. Enna assetata, cittadini inferociti, la procura di Enna accende riflettori sull'emergenza idrica che sta flagellando l'intera provincia. Un'indagine esplorativa dettata dall'allarme sociale evidenziato dalla proliferazione di manifestazioni e proteste di utenti e residenti esasperati. I temi da approfondire sono tanti: la turnazione drastica della fornitura idrica fino a 7 giorni, le bollette da pagare nonostante il disservizio con l'acqua che in alcuni casi non arriva nemmeno nel giorno previsto dalla turnazione, e poi c'è la questione
autobotti in mano ai privati che i cittadini devono pagare di tasca loro. Il rischio del mercato nero dell'acqua è altissimo. Una situazione complessa che la Procura di Enna intende affrontare per svelare se sussistono profili di illegalità. La gravità della situazione viene espressa bene da un video che sta facendo il giro del web. Una nonna e la nipotina lavano i panni nel lavatoio di Papardura. Sembra essere tornati indietro di decenni e invece siamo nel 2024. La penuria d'acqua riguarda anche altre province, tra queste Trapani, rimasta a secco per un guasto ad una conduttura, mentre a Caltanissetta continua la turnazione d'acqua ogni 7 giorni. A Catania i carabinieri hanno salvato una donna dall'ex marito violento che l'aveva seguita e minacciata fino al cimitero dove si era recata assieme con la figlia tredicenne per deporre un mazzo di fiori sulla tomba del giovane figlio. L'uomo è stato arrestato. In caserma la vittima ha raccontato le violenze subite dal marito che l'avrebbe picchiata anche mentre era incinta, provocandole l'interruzione di gravidanza. Il ciclo mestruale da tabù a protagonista di una rivoluzione culturale. Secondo il modello spagnolo arriva al convitto Cutelli il congedo che consente 2 giorni al mese alle studentesse di rimanere a riposo giustificato. Desiderio Ferlito. Fino a 2 giorni a casa per le studentesse nel periodo mestruale. Dopo il modello spagnolo, lanciato nel 2022 anche il convitto Cutelli di Catania, come primo convitto in Italia. Festeggia questa conquista tutta rosa. Le studentesse potranno usufruire di 2 giorni di permesso al mese, escludendoli dalle assenze previa certificazione. È fastidioso innanzitutto studiare col ciclo. Stare in classe non riesco ad ascoltare. I dolori sono troppo forti. E poi proprio io non posso prendere i medicinali, perciò è ancora peggio. Questi 2 giorni giustificati secondo me è del tutto giusta, perché per esempio io sono anche una persona che durante il ciclo mestruale a volte sviene. Quindi sviene, vomita e quindi diciamo che vorrei anche essere giustificata in quei pochi giorni della settimana per le mie condizioni di salute. Penso che i primi 2 giorni per tutte le ragazze, indifferentemente se hanno un ciclo abbondante, forte o meno, bisogna stare 1 o 2 giorni a casa, pure per i dolori, perché i primi giorni sono sempre i più pesanti. Da tabù a rivoluzione culturale. Parlare di mestruazioni vuol dire parlare di diritti. Sono infinite le espressioni indicate dalle donne per non dire mestruazioni. Devo andare in bagno, sono indisposta. Ho le mie cose. Mi è venuto il Signore Rosso. Non esiste una protezione legale per le studentesse che si trovano fisicamente impossibilitate a svolgere le loro solite attività quotidiane durante il ciclo mestruale. Mi faccio forza perché so che lo devo fare, però è pesante. Con il riconoscimento di questo diritto viene impedita la discriminazione delle studentesse. È stata rinviata al prossimo 30 settembre l'udienza preliminare del procedimento nei confronti di 27 imputati scaturito dall'operazione Pandora su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al comune di Tremestieri Etneo. Il GUP, Orazio Russo, dovrà valutare anche la posizione di Luca Sammartino, leader della Lega in Sicilia, indagato per 2 presunti casi di corruzione, che il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della regione siciliana e da assessore all'agricoltura. Tra gli imputati anche l'ex sindaco di Tremestieri Etneo, Santirando, e Pietro Alfio Cosentino, indagati per voto di scambio politico-mafioso. La pedonalizzazione del Castello Ursino al Catania è una sorta di rivincita del sindaco trantino. La serata musicale Boomer, con 4.000 persone in piazza, smorza le polemiche e apre nuovi scenari. Un ristoratore inizialmente contrario ammette il sindaco ne organizzi una a settimana. Tonino De Mana. In 4.000 persone al Castello Ursino con 19 DJ ad alternarsi alla console, tanta energia e voglia di stare insieme. Una serata Boomer che riconcilia e che smorza in parte le polemiche contro la pedonalizzazione di Piazza Federico II di Svevia. Diciamo subito che qualche problema resta, ma la sensazione è che tutto si può migliorare, magari con la collaborazione di residenti, commercianti e ristoratori. Qualcuno ammette che la chiusura al traffico sembra aver liberato la piazza da parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia e incivili scooter che scorrazzavano tra i turisti. È più rilassato il sindaco trantino, lo vedete mentre balla in t-shirt bianche e poi in giacca, mentre filma compiaciuto l'evento, per poi ancora lasciarsi andare ad un commento che sa tanto di provocazione.
Ma com'era la storia che con la pedonalizzazione avremmo desertificato piazza Federico II di Svevia? Ha scritto sui social. Non mancano le repliche altrettanto piccate. Questo ristoratore chiede altre serate boomer. Serata bellissima, signor Sindaco, ma i ristoranti, le attività numeri da profondo rosso. Che ben vengano queste serate, se le vengono organizzate almeno una volta alla settimana. Un commerciante prende atto del successo, ma ha qualche riserva. Io chiedo al sindaco di venire in piazza di giorno, nelle ore diurne. Perché è scomparso? Perché non si fa vedere? Perché sa che è un fallimento il giorno, è una tristezza, è la disperazione delle attività. Nota stonata i tanti verbali, a volte per controverse e autorizzazioni, altri per mancanza di tolleranza, come denuncia questo carrozziere. Stamattina è venuto un cliente con il permesso fatto, per una difesa di 5 minuti ci è arrivato il verbale a casa. Io così non posso lavorare, cronometrato come se sto facendo una cosa di auto. Tanto lavoro per il giudice di pace. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, buone notizie per il Catania. Il giorno dopo la sconfitta rimediata a Giuliano Beters ha lasciato l'ospedale dove dopo lo scontro avuto ieri, mercoledì, a difendere i pali contro il Cerignola sarà quasi certamente Adamonis. Sentiamo Francesco Triolo. Lo spavento è passato, Klavs Beters è stato dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Giuliano per fare rientro in sede. Il portiere del Catania era stato ricoverato dopo il violento colpo alla testa rimediato in uscita bassa su Padula, giunto in ritardo sul pallone. Dopo lo scontro l'estremo difensore lettone ha lasciato il campo venendo rilevato da Adamonis. Adesso, conclusi gli accertamenti diagnostici prescritti dopo il ricovero, Beters ha lasciato il nosocomio. Le condizioni del portiere verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni, ma intanto nel match infrasettimanale contro il Cerignola si va verso la conferma di Adamonis, vicino quindi al debutto da titolare tra i pali. Un match in cui il Catania vuole riscattare la sconfitta 3-2 subita a Giuliano, una partita in cui i rossazzurri sono stati poco compatti, hanno commesso errori importanti in difesa e subito le ripartenze degli avversari, tutto aggravato da una serie di sbagli davanti alla porta avversaria. Dovevamo fare molto meglio nei duelli, nell'uno contro uno, a campo aperto. Abbiamo sofferto un pochettino la velocità e la gamba degli attaccanti del Giuliano. Nonostante questo abbiamo fatto poi tutto noi. Dopo la prima sconfitta adesso attenzione quindi al Cerignola, mercoledì al Massimino senza particolari drammi. Contro i pugliesi e l'ex Peppe Raffaele servirà a ritrovare quel Catania compatto e concentrato delle prime giornate di campionato. Il Palermo ha perso le chiavi di casa. I rosanero al Barbera nelle ultime 10 partite hanno vinto una sola volta, troppo poco per una squadra che ambisce al salto di qualità. Marco Gullà. C'era una volta il Barbera, fortino rosanero su cui il Palermo costruiva la sua classifica. Non è più così. Il pareggio contro il Cesena conferma un trend che ormai va avanti da mesi. Il Palermo fatica tremendamente in casa. Nelle ultime 10 partite a casalinghe è arrivata soltanto una vittoria nella gara di playoff con la Sampdoria, terminata 2-0 grazie alla doppietta di Diakité. Il Palermo poi ha conquistato solo 8 punti. Oltre alla vittoria con la Samp sono arrivati 5 pareggi e 4 sconfitte. Intanto i rosanero preparano la gara di Coppa Italia di giovedì al San Paolo contro il Napoli. Possibile turnover, Dionisi dovrebbe quindi dare spazio a chi ha giocato meno. Gomez in panchina, Brunori titolare assieme a Leodaron e Insigne. La prossima partita difficilissima la prepareremo e cercheremo di fare il meglio sapendo che, ovvio, i favoriti sono gli altri, però insomma sarà un'opportunità per alcuni ragazzi che magari in questo momento hanno trovato meno minutaggio, ma anche oggi hanno dimostrato, entrando alcuni, altri giocando, entrando nelle altre partite, che la panchina è di qualità, che chi subentra fa bene. Primi fischi al provinciale per il Trapani che fallisce 2 calci di rigore e pareggia 1-1 con la Juve Next Generation. Sentiamo Cammarasana.
Sono piovuti fischi ieri pomeriggio al provinciale al termine di una partita che il Trapani avrebbe potuto vincere senza dannarsi l'anima più di tanto, e invece Granata, come era successo pochi giorni prima a Taranto, sprecano tutto dagli 11 metri e devono accontentarsi del pari anche contro la Juventus New Generation. Stavolta sono diventati addirittura 2 i calci di rigore sbagliati dagli avanti Granata. Dopo che il Trapani era passato in vantaggio al 13° con un tiro di Ciotti, Canoté, tanto bravo quanto sprecone, al 19° si fa ipnotizzare da Daffara quando gli si presenta tutto solo davanti, mentre al 23° spedisce in cielo un calcio di rigore per un fallo su Mastrantonio. Inizia la ripresa e al terzo la Juventus pareggia con Guerra, ma al 24° altro rigore a favore del Trapani. Stavolta si presenta Zuppel sul dischetto fatidico, ma calcia male e Daffara gli respinge il tiro. E così quella che poteva essere la prima vittoria al provinciale, il Trapani la pareggia, un drammatico pari che i tifosi non apprezzano, bocciando il trio d'attacco Granata, dal quale sarebbe lecito pretendere qualcosa in più. E proprio dopo la partita, una notte bruttissima per i giocatori della Juventus Next Gen, una notte trascorsa all'aeroporto. Dovevano fare ritorno a Torino dopo aver disputato la gara di campionato di Serie C contro il Trapani Calcio. L'aereo della Ryanair ha avuto un guasto tecnico e i passeggeri, in tutto 191, hanno dormito per terra all'aeroporto Vincenzo Florio. Sono poi ripartiti con un volo alle 9:20 che ha subito un ulteriore ritardo a causa del maltempo. Con questa notizia noi ci fermiamo, per questa sera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi ringrazio per essere stati con noi, buona serata.